come ogni giuria, anche la nostra è stata coordinata, diretta da un presidente, no, non un presidente, una presidentessa, alla quale do la parola. Salutiamo Simona Scuri. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Mi piacerebbe anche dare la buonasera a tutti i turisti forest che eventualmente in qui. Donc, welcome, bienvenue à tous les touristes français und herzlich willkommen und Dankeschön. Donc, benvenuti a questa 29esima edizione del Premio di Poesia in memoria del Filippo Alcaini, qui a Dossena, in che desde agosto del 2015. A nome di tutta la giuria ringrazio i poeti che hanno partecipato, l'amministrazione comunale e l'agriturismo al SAS, che è i organizzatori del premio e della manifestazione di stasera. Ringrazio anche i sponsor e tutti i collaboratori. Ringrazio anche Don Alessandro perché questo è anche a sua, al suo spazio. La giuria tecnica la già fa una prima scerna di 5 poesie, come già savi, e una dedicata a Dossena e poi complimenti all'autora perché lei è giovanissima. Complimenti e te specium per il 30esimo. Ma sarì vi oltre il pubblico con il vostro voto a scerni i poesie che vinceranno. I poesie in lingua lombarda, in della varietà bergamasca. La lingua lombarda è catalogata dall'UNESCO con il codes ISO 6393 ELA EMA O. È un codes che identifica i lingue fin del mondo e la lingua lombarda la è il suo codes. La lingua lombarda la ciapa dentro tutte le varietà parla in della Lombardia amministrativa, in tra i quali per esempio al bergamasc, al milanese, al pavese, al mantuan, al bormin e in scivia. La lingua lombarda la ciapa dentro anche una quai zona fuori di confini amministrativi, per esempio il nuarese, l'ossolan, il tesinese, che è in Svizzera, i Val meridionali dei Grisù e il Trentin occidentale. L'UNESCO considera la lingua lombarda, con tutte le sue varietà locali, un patrimonio che è da difendere. Grazie a tutti, buona serata e vi auguro una buona serata e passi la parola a Antonio Cernuschi. Grazie a mo'. Avete capito che genere di presidente abbiamo noi, no? Ormai spaziamo con la radice della lombardità, non so se si dice così, con la sua cultura e presenza di antropologia.